Seguirà Rinfresco, l'agenda della cultura a cura di Marco Marino. Ci deve essere un meccanismo per cui ogni volta mettiamo la sigla scatta un gettone SIAE, perché insomma solo così si giustifica. Allora torniamo in diretta, Rossana è ritornata e devo dire una cosa, sì, lo devo dire per introdurre l'ospite. Io dico sempre una cosa stupida, poi Marco dice una cosa importante, cioè che quando ero piccolo ci portavano al museo Pepoli a Trapani, tutti eravamo là per vedere la carrozza, le scale e soprattutto la ghigliottina. E andando con mia figlia al museo 2 o 3 sabati fa ho riprovato insomma la stessa emozione a vedere questa ghigliottina esposta al museo Pepoli, e tra l'altro ho visto mia figlia fare un di meraviglia quando ho detto guarda qua c'è addirittura una ghigliottina, che insomma è uno strumento terribile di tortura, di vendetta e di tante cose atroci che insomma nel nostro interesse per le cose macabre però raccoglie sicuramente parte della nostra curiosità. Perché parliamo di ghigliottine, Marco? Perché oggi abbiamo come nostro ospite Salvatore Mugno, che ha scritto Decollati, storie di ghigliottinati in Sicilia, e c'è la bellissima ghigliottina del museo Pepoli in copertina. Buongiorno Mugno. Buongiorno a voi, grazie. La prima domanda che le poniamo allora è questa: che ci fa una ghigliottina al museo Pepoli di Trapani? Non serve per tagliare biglietti, no? Sì, praticamente ci fa quello che ci faceva in tutte le altre, diciamo, città della Sicilia nell'Ottocento, nei capovalli, soltanto che sono state disperse queste ghigliottine e questa stessa è rimasta lì così quasi in incognito, diciamo, senza che nessuno si interrogasse su perché fosse lì e che cosa avesse fatto. Perché è davvero un unicum, nel senso che ce l'abbiamo noi e poi ce l'hanno in Francia, non lo so, quella che serviva per tagliare la testa ai re. Sì, praticamente la ghigliottina sì, è quella, proprio il nome tecnico deriva appunto dall'invenzione che è successiva, diciamo, alla rivoluzione francese, quindi dal nome del famoso medico che poi peraltro ripudiò questo nome perché chiaramente capì che non era un grande onore, insomma, essere ricordato per avere dato il nome a questo strumento, e quindi sì, è proprio quello strumento che noi conosciamo, molto scenografico, che insomma con una scala, con un palco, insomma, così, e con una lama che rende ben visibile uno spettacolo che e sia soprattutto un poggiatesta. Esatto. Senta Mugno, lei dice che nessuno se ne è accorto, e infatti è vero, perché prima del suo libro questa ghigliottina era caduta nell'oblio. Eppure c'è uno scrittore siciliano che è Vincenzo Consolo, che all'interno dell'Olivo e l'Olivastro, passando da Trapani, parla della ghigliottina e dice che questo congegno è nato per 2 esigenze: la teatralità di cui lei parlava, che aveva anche uno spirito pedagogico, nel senso che chi veniva tagliata la testa dice non replicate, e poi l'estraniamento del boia, perché il boia si estraniava all'atto di uccidere perché era la ghigliottina che lo faceva, non era come la decapitazione, diciamo, a mano. Cosa diciamo a Consolo? Cosa diciamo? Come rispondiamo a questa pagina di Consolo? Sì, io naturalmente ho citato gli autori che hanno a loro volta citato la ghigliottina nei loro libri. Consolo era ossessionato dalla ghigliottina di Trapani, l'ha citata sia nell'Olivo e l'Olivastro, sia in articoli pubblicati sul Corriere della Sera, sul settimanale L'Espresso, sull'Unità, insomma un po' dappertutto, perché proprio ogni volta che veniva a Trapani, veniva spesso e amava moltissimo Trapani, diceva che la provincia di Trapani peraltro era la più bella della Sicilia, e era ossessionato da questo strumento, però non ha fatto ricerche, non ha fatto approfondimenti, quindi si limitava a guardarla e a scrivere così delle considerazioni, delle osservazioni, delle valutazioni. Infatti dice che la ghigliottina non tagliò mai la testa di un mafioso, invece lei nel libro parla di diversi mafiosi a cui tagliano la testa. Lui fa delle supposizioni ma non suffragate da... Quando è stato, Mugno, quando è stato l'ultimo ghigliottinato in Sicilia? L'ultimo ghigliottinato con questa ghigliottina è del 1870, quindi già dopo l'Unità, in cui mettono, diciamo, questo tipo di esecuzioni, perché la sensibilità, diciamo, era cambiata e quindi venivano commutate, le condanne a morte c'erano sempre, però venivano commutate in lavori forzati a vita. E poi naturalmente nel 1889 con il codice Zanardelli la pena di morte fu abolita e quindi non potevano neanche più essere combinate condanne a morte. Una curiosità ce l'ha anche Rossana? No, non è ancora, perché Rossana fa senso. Ghigliottina. Grazie Salvatore Mugno.
Grazie mille, grazie Salvatore. Il libro Prego. è davvero bellissimo, leggetelo perché oltre alla storia della ghigliottina è davvero una raccolta di racconti di queste persone ghigliottinate. Che finiscono tutte senza testa in qualche modo. Decollati, storie di ghigliottinati in Sicilia di Salvatore Mugni. Per Navarra abbiamo Editore. presentato in questa puntata del Volatore / seguirà a rinfresco.